capendo che sta portando un'aria nuova, impetuosa, una voglia di cambiare pazzesca. E se non ci credete, lo diciamo anche in calabrese a questo punto, perché qualcuno di voi già lo sa, ma uno dei nostri tecnici, regista da tanti anni qui a Radio Padania, ma fa anche l'attore, il doppiatore, il giornalista, siamo colleghi, Vincent De Maio è calabrese! E vai, forza Calabria! No, ma in realtà Sammy non ve l'ha detta tutta, o meglio, i giornalisti che raccontano di queste cavolate non ve l'hanno raccontata giusta, perché la radio, ma cattaio, io sottoscritto mi cattai a Radio Padania. E questo mi piace! E sape che non sape faccia a scuola. Signori, adesso noi abbiamo la possibilità di tradurre in calabrese esattamente di dove sei tu? Provincia di Reggio Calabria, Bagnara Calabra, il paese di Mia Martini, Loredana Bertè e di Vincent De Maio. Allora, nel dialetto di Bagnara Calabra, ogni insulto che ci arriverà in altre lingue, noi lo traduciamo nel dialetto di Bagnara Calabra. Sì, calabrese, in calabrese. Poi non lo so se in Calabria si parla tutto questo dialetto, magari dipende dalle province. No, dipende. Noi diciamo che, essendo attaccati allo Stretto di Messina, quando parliamo in calabrese sembriamo, fratelli di Sicilia, più siciliani, che, non è il calabrese aspirato come ci prendono sempre in giro, no. Chiaro. E comunque, signori, Radio Padania, diciamolo, Vincent va avanti con le sue trasmissioni, semplicemente stiamo cedendo alcune frequenze per potenziarne altre, perché questo famoso canale 740 della televisione, che si ascolta anche in Calabria, è veramente importante per chi vuole sentire Radio Padania senza le continue problematiche che ha l'FM. In FM, se ti muovi in macchina, dopo 2 chilometri arrivano i disturbi, eccetera. Con il canale 740, dalla televisione di casa, dalla cucina, dal salotto, 740 e salta fuori Radio Padania. Assolutamente sì, ma poi posso dire una cosa pubblicamente, Sammy, ne approfitto di questo spazio. Allora, io sono calabrese, vado sempre ogni anno in vacanza nella mia bella Calabria, e la cosa strana è che ogni calabrese, almeno nel mio paese, io zitto, quatto, camminando in giro per il paese, sentivo i miei paesani che parlavano tutti della Lega Nord, tutti di Matteo Salvini, tutti, vedere. Senza sapere che io comunque lavoro qua, no? Certo. Allora io zitto, quatto, rigliavo, sentivo, scrutavo. Sono tutti quasi leghisti da quelle parti, È chiaro che c'è un'aria nuova, come ti dicevo con Matteo, è una speranza gigantesca che speriamo davvero di portare avanti. Sì, poi dopo i 2 ascoltatori, voglio dire che non è che c'è solo il canale 740, ma c'è anche un altro tipo di piattaforma. Ne parliamo dopo. Prima certo, il DAB. Sentiamo le chiamate. Pronto? Sani. Ciao, ascolta, sono Helmut a Bolzano. Oui. Da Bolzano a Bressanone si prende la Padania via digitale, perché non lo prende un FM niente. Con il Però DAB. va e viene già 3 settimane, va e viene, si esclude, dopo torna, dopo si esclude, dopo si torna. Perciò dillo ai tecnici, dipende dal ripetitore che c'è qua vicino. Certo, ti ringrazio della segnalazione. Io quello che posso dire per chi ci ascolta, e ne stavamo per parlare con la radiolina DAB, questo nuovo sistema di trasmissione digitale che però non c'entra niente, l'internet eccetera. Chi ascolta con la radio DAB è importante che estragga completamente l'antenna. L'antenna deve essere estratta tutta quanta, altrimenti il DAB ha questo problema. L'FM entrano disturbi. Nel DAB fa questo effetto il DAB, è vero? Esatto, ma abbiamo un altro tipo di piattaforma, io insisto, no? Siamo figli della tecnologia moderna, i telefonini ce l'hanno tutti, anche la mia vicina di casa che ha 85 anni ha il telefonino smartphone e ascolta Radio Padania con l'applicazione. Che figa la tua vicina, 85 anni, lo smartphone, veramente? Il marito ne ha 95, va in giro ancora da solo, va tutte le mattine a fare la spesa, lo incontro sull'ascensore, li saluto. No, a proposito, comunque, chi ha l'iPhone semplicemente può scaricare gratuitamente l'applicazione di Radio Padania Libera sull'Apple Store. Chi invece ha lo smartphone Android, sono 2 i sistemi più usati, parliamoci chiaro, sempre sul Google Play, sul Play Store, vi scaricate Radio Padania Libera gratuitamente e ci ascoltate in streaming, in digitale, alla grande. Poi se siete tecnologicamente avanzati come me, Sammy e tanti di voi, con la macchina, col Bluetooth, lanciate dal telefonino, vi ascoltate Radio Padania in macchina, tramite il Bluetooth, cioè meglio di così, altro che DAB, Sammy. Sì, va benissimo, ma ci sono anche questi sistemi. Questo è quello del futuro ed è meglio aggiornarsi. Sentiamo le chiamate. Pronto?
Sì, Sammy, buondì. Ciao. A chi ascolta, che a te sono Ugo Camo, la provincia di Brescia. Non ho sentito bene quello che aveva detto un certo Ino, qualcosa che finisce per Ino. Potresti ripetermelo per favore, così lo riascolto io, lo riascoltano anche gli altri. Ah, Vincino, Grazie. ho capito, Vincino, Ino. Sentiamo un'altra chiamata, pronto? È forse caduta la telefonata? È caduta? Mi sa di sì. Pronto? Sammy? Eccola, Sammy? eccola, ciao. Ciao Sammy, ciao, sono Lennox, ciao, come stai? Eccola, a proposito di terrone, signori, Lennox non è proprio di Bolzano, però è uno che ce l'ha molto duro e che la racconta bene. Sei un grande Sammy. Stavo leggendo prima che Radio Padania è diventata calabrese. Esatto, era questo che stavamo spiegando con Vincent qua di fianco, che guarda caso è proprio calabrese. Infatti. Da Ma sempre. guarda, sono calabrese anch'io, quindi sono felicissimo che Radio Padania sia Infatti, parliamo calabresi, un di sì. Scherziamo. No, ma in realtà non lo sanno, ma l'ho comprata io col mio stipendio di Radio Padania. Ecco. E ci ha fatto lo sconto. Radio Padania dovrebbe stare in tutto il mondo, non dovrebbe stare solo in casa. Radio Padania dovrebbe esistere in tutto, dovremmo aprire delle filiali in tutto il mondo. Quindi perché insomma fa del bene a questo. Ma diciamo paese. che facciamo informazione alternativa, poi può essere condivisibile oppure no. Lennox, adesso abbiamo la pausa. Se ci chiami tra 10 minuti, tra qualche minuto trasmetteremo il peggio di Radio 24, cioè sai che ci prendono per il culo questi di Radio 24. Adesso questa storia della Calabria ancora di più. Beh, dopo la pubblicità ti farò sentire che cosa hanno detto ieri a Radio 24 quei semiconduttori di Parenzo e Cruciani. Poi magari ci risentiamo, che voglio sentire anche te, Lennox, ok? Certo, sono con te, tra 10 minuti. Grazie, Ciao. a dopo. Notte, chef. A domani, ragazzi. Anche per oggi Cracco chiude. Finalmente torno a casa, il luogo perfetto, dove sentirmi semplicemente Carlo. Scavolini, il mio bagno, il mio living, la mia cucina. Per i 25 anni di MediaWorld arriva il sottocosto. Un esempio, TV Samsung 49 pollici Ultra HD a €569. Disponibili 4.000 pezzi in tutta la catena, solo fino al 30 ottobre. 25 Forever con MediaWorld. Saranno 4 anni straordinari. 4 anni in cui dare più spazio alle idee e meno alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 4 anni in cui niente potrà fermare il tuo lavoro. Con Sprinter a €200 al mese, Vito a €150 al mese, la manutenzione è inclusa per 4 anni. TAG massimo 5,07%, anticipo da €6.450 fino al 31 dicembre, salvo approvazione. Mercedes-Benz Financial, info in concessionaria. Scopri di più su Mercedes-Benz-Van-offerte.it. Ascolta Movie Time, la magia del cinema con Vincent ed Harry Potter. Preparatevi a vivere l'esperienza cinematografica del secolo. Ascoltate Movie Time. Sarà il biglietto per la genialità. Non lo troveremo mai completo. Tu sì. La magia del cinema con Vincent. Viva il cinema. Andate al cinema. Qui è sempre Kay Billy, col super sound degli anni 70. Ogni sabato dalle ore 16. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da €980 netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Fai volare la tua impresa. SB Sistemi realizza siti internet di forte impatto che si adattano alle più svariate esigenze. Hai un sito vecchio? Non aggiornato? Che non dà risultati? Rivolgiti a noi per un'idea e un preventivo gratuito e senza impegno. Per enti, associazioni e società sportive dilettantistiche, prezzi scontati. Siamo ad Arona. Chiamaci al 342 011 8623 oppure vai sul sito www.sbsistemi.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net.
Sabato 12 novembre in piazza Santa Croce a Firenze ti aspetto per mandare a casa il governo delle tasse, dell'invasione clandestina e per votare no a una riforma sbagliata. Sabato 12 novembre tutti a Firenze e Renzi va a casa. Sammy, 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 Pronto? Pronto, sono Mustafa da Bergamo. Buongiorno. Scusa, veramente, Sammy, sei veramente un bastardo, sei veramente il numero uno di bugia. E io ti sfido davanti al tuo elettorato, davanti al vostro datore, di tirare fuori il Corano e troviamo, capito, questi qua che dicono di decapitare i gay. Dai, ti sfido, vengo di là davanti a migliaia di gente. Ma stai inventando le cose, sei un bugiardo. Devi essere sincero quando dici, perché giornalismo un lavoro nobile, devi dire le cose come sono. Sei un bugiardo soltanto per guadagnare i voti. Col cazzo guadagnare il voto. Siete sempre nella merda voi leghisti. Senti, ma quindi la sura, scusami, il capitolo 26... Ma se tu non sai neanche la tua religione, vieni a parlare di religione. No, ma scusami, io c'ho in mano il Corano, al capitolo 26, sura 165, non c'è mica scritto annientammo tutti gli altri con sciabola a fuoco o gettandoli dal muro. Ma non è vero questo qua, tiro fuori il Corano io in italiano. Ma stai dicendo cosa? Guarda la Bibbia, chi ha fatto 50 milioni di morti, cristiani o musulmani? Sì, ma chi è che sta uccidendo? Ma chi è che sta uccidendo in tutti questi anni in nome di Allah? Perdonami. Ma chi Mustafa, no, che cosa c'entra un cazzo, per piacere, qui stanno morendo migliaia di persone. Chi sta uccidendo in nome di Allah? Chi sono? Guarda che l'ISIS, il frutto del vostro sacco, chiedete al vostro servizio segreti italiani che sono l'ISIS, che siamo noi. Quindi non sono musulmani. Sono vostri, quindi sono nostri, sono cristiani magari, dai, perché? Sì, no, scusa, quando sono buoni sono italiani, francesi, europei, quando sono qua sono di origine musulmana. Col cazzo, qua sono vostri, sono nati in Francia, in Germania, quello nato in America è vostro. Il negretto Obama ha detto che non c'entra niente. Sì, sono nati, questo vuol dire che sono integrati perfettamente, visto che poi ammazzano chi vive di fianco a loro. No, non ammazza nessuno, guarda. Cioè io non mi potrei neanche fidare di te, caro mio. Tu da che origini hai? Da che paese arrivi? Io sono qua da 26 anni a guardare la mia figlia. Ok, e che ne so io che non sei un terrorista dormiente, che domani ti fai esplodere o vieni qua e spari col Kalashnikov, visto che mi dai del bastardo. Sì, il bastardo è poco per te, tu giorno e notte stai dando i terroristi a tutti. Cioè, mi stai minacciando, te ne stai rendendo conto, Lo sai che mi stai minacciando in questo momento? Ti sto minacciando col cazzo, quello cazzo che vuoi. Cos'è che sto minacciando? Sto dicendo che sei un bastardo. Tu hai detto che siamo dei terroristi. E io che devo denunciarti, non te. Guarda, tu hai rotto i coglioni, tu per guadagnare, guarda, 2 voti, capito? Questi leghisti di merda, che tutti hanno figli neri. Tutti hanno, capito? Vanno a lavoro e passa qua ciabatanti a ciavare i loro mogli e vieni qua a rompere i coglioni. Tutti questi qua. Guarda che siete voi che siete venuti a rompere i coglioni qua, perché nessuno come i musulmani hanno pretese qui nel nostro paese. Stiamo dando tutto il possibile e l'impossibile a voi musulmani. Il peggio di Radio Padania, vai! Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Un negro con tanto di ciabattine di plastica, nella fretta di ripararsi, mi aggancia al bastone, mi urta e mi butta in terra. Io ho detto, ma vaffanculo. Sono dietro, mi ha tirato un calcio nel fianco. La mia piccola moglie era cattata sul bastone, cercava di dargli una bastonata, però non c'è riuscita. Però compenso il negro mi ha detto, guarda dove cammini, vecchio italiano di merda, tutto lì. Ma queste cose succedono solo a questi. È eccezionale questa roba qua, è eccezionale. Senti ancora. Che paese, che radio. E questi stessi bastardi comunisti di merda slavati stanno aprendo le porte a cani e porci soltanto per poterli utilizzare. Libertà!
qua i comunisti stanno aprendo l'Italia a cani e porci. Senza dubbi neri. Quel signore che è andato negli Stati Uniti con dietro quella corte di miracoli, di cialtroni, cialtroncelli e tirapiedi, si è dimenticato di portare uno dei suoi maggiori successi. Un finocchio se lo doveva portare dietro, visto che ha fatto la legge che i finocchi possono fare di tutto adesso. Ma i finocchi non li ha portati. Un Luxuria, per esempio, non se lo poteva portare? Ma questo è buono, dice, perché Renzi non ha portato un finocchio da Obama? Dice. Comunque è incredibile il livello, veramente è il senza freni, cioè proprio ormai io non so cos'è una cosa brutta che non hanno detto. Io lo trovo meraviglioso, se fossi Suraci non mi prenderei il calabrese, l'imprenditore calabrese, adesso, molti hanno scritto, molti siti, un calabrese compra Radio Padania. No, ragazzi, non è un calabrese, cioè è un genio che ha trasformato una radio piccola di Bergamo in una radio, nella prima radio italiana, per cui non è un calabrese compra Radio Padania. Comunque è curioso che un imprenditore calabrese spazza via tutto quello che avete sentito, perché fra poco questo succederà. No, ma è curioso, per il senso, quasi una legge del contrappasso, no? Cioè, sì, beh, certo, meraviglioso. Sono convinto che gode, signor Suraci, gode come un pazzo. Io sono molto felice che l'abbia acquisita lui, dopodiché se l'avesse acquisita anche l'emiro del Qatar peggio sarebbe stato. Un imprenditore senegalese, ad esempio, meraviglioso, un imprenditore senegalese che arriva lì, dice: scusa fratello, cosa stavi dicendo tu, fratello mio? No, quello vedi che sbianca definitivamente. No, ma io in realtà migranti, e intanto però c'è una buona rubrica. C'è una rubrica che si chiama Caterpillar a Radio Padania. Caterpillar. Ma sono anche originali nella creatività. Caterpillar, in cui c'è una scelta, un sondaggio: chi è più pirla, Alessia Morani o David Parenzo? Ti giuro, ti mettono sempre in mezzo. Sempre nei sondaggi mettono. Sei un pirla e c'è la faccia da pirla. Siamo arrivati alla seconda giornata, vi ricordo 8 qualificati in 2 gironi da 4 ciascuno. Oggi andiamo alla prima partita della seconda giornata, quella che vedrà impegnati nella giornata di oggi il campione in carica di Caterpillar, David Parenzo, contro Alessia Morani. Ma sei un pirla! Ricordiamo girone A in questo momento dominato proprio da David Parenzo e dall'elettore medio del PD. Questo è buono. Questo è stranamente anche divertente, perché senti gli ascoltatori come ti trattano. Sentiamo. Sono Giancarlo, ciao. Parenzo non può perdere, dai. Pronto? Pirlenzo sia! E con queste 2 telefonate vedete che il voto doppio della telefonata ha sempre il suo effetto, 17-13, e con l'SMS che abbiamo appena ricevuto va addirittura 18-13. Servi di Roma fuori. Ascolta, io Parenzo anche per te. Un isonzo ha detto, no, è delle parti dell'isonzo, mi sembra aver capito così. Pronto? Parenzo senza dubbio, è immenso, non posso dire altro. Grazie mille, 36-18, insomma il distacco di quasi 20 lunghezze tra Alessia Morani e David Parenzo. Guida il popolo nella tempesta come una madre e il figlio. Caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreme. Allora, vogliamo sentire dal mitologico Pellegrin di Radio Padania se è arrivata un po' di induia. Di induia. Più tardi lo sentiremo. Allora, dove andiamo? Federico, Roma, vai. Quello che voleva diventare il portavoce della mafia, perché diceva che la mafia in fondo era meglio dello Stato tassatore, te lo ricordi? Il mitologico conduttore di Radio Padania Pellegrin. Vogliamo sentire come ha preso il signor Pellegrin l'acquisto di Radio Padania da parte di un imprenditore di origine calabrese, il signor Suraci. Pronto? Pellegrin? Sì, sono io. Sono Cruciani, come andiamo? Sì, ma non imbrogliare gli ascoltatori, non imbrogliare me. Parla in calabrese ora. Oh, vabbè, sei un bambino scemo, ti saluto. No, fermo. Ascolta, chiamami con non sei. Ma com'è sta storia che vi hanno portato via tutti i calabresi? L'imprenditore calabrese che ha comprato via tutto. Ascolta, chiamami con non sei bambino scemo. Ma lui c'è sempre, che vuol dire? Allora mi dispiace. Ma dai, parlami, commenta questa cosa qua. Non devo nulla, ma chi sei la Cassazione? Ma commentami questa cosa qua, no? Non devo nulla. Ma chi deve qualcosa? Chi ha detto che devi qualcosa?
Luciani, tu sei quello che ama vedere le sue donne accoppiarsi. Ma quelle sono cazzi miei, amico mio. Sì, allora c'è una cosa, ti do un consiglio. Sì, dimmi. Vai a casa e vai a fare il test del DNA a tua figlia. Cioè, questo coglione ha detto che devo andare a casa a fare il test del DNA a mia figlia. Cioè, è talmente nervoso perché l'imprenditore dell'Anduia, l'imprenditore dell'Anduia, che non è dell'Anduia, ripeto, uno dei più grandi imprenditori radiofonici italiani, che ha trasformato una piccola radio di Bergamo nella prima radio nazionale. È un genio assoluto, ma lo dico come metafora, no? L'imprenditore dell'Anduia gli ha sottratto il giocattolo da dove sputare, da dove parlare ogni giorno. Per me, per carità, Radio Padania, grande fonte di qualsiasi cosa, tutti gli ascoltatori li portiamo via tutto portiamo via. Beh, è talmente nervoso che ha detto vai a fare il DNA, il test del DNA a mia figlia, amico mio. Comunque, riproviamo, dai. Allora, cosa c'entra mia figlia? Cosa c'entra mia figlia? Cosa c'entra mia figlia? Visto che ami vedere le tue donne accoppiarsi come molteplici uomini, vai a fare il test del DNA a tua figlia. Bell'argomento. Siccome vi hanno comprato i calabresi, vi ha comprato un imprenditore calabrese. Pronto? No, ma capisco il nervosismo. Capisco il nervosismo. Lavorando. Prendi, vai a fare il test del DNA. Sì, questo lo farò. Però voglio capire una cosa: essere comprati da un imprenditore calabrese non è bello, non è bello. Capisco il nervosismo, però non è bello. Lavorando ancora per quanto stai lavorando? Non ho capito. Lavorando che cosa vuol dire? Ascolta, sicuramente non stai facendo qualche manifestazione razzista? Stai lavorando in questo senso? Ciao. Allora, nel frattempo ho fatto il test. Sto lavorando sul serio. Ho fatto il test. Sono io il padre. Accertato. Peggio per la bambina. Ma sicuramente. Parlo solo io. Peggio per la bambina. Ascolta. Allarme, siamo nazisti? Non hai tempo, ma com'è non devo niente. Come sei? Com'è il sentimento? Com'è lo stato d'animo? Lo stato d'animo com'è? A te. Come ti senti? Come ti senti? Confindustria, che i nostri Zitto. le potenti frequenze di Radio 24, tu non lavoreresti da nessuna parte perché è spavito dappertutto. Sicuro. Sì, sicuro. Ma come ti senti? Certo, ma come ti senti oggi? Non devo niente. Ma come ti senti? Ti saluto. Come ti senti? Com'è la sensazione? Lavorare, io ho una trasmissione dopo, quindi sono le ultime che faccio. Questa è una buona notizia. Questa è un'ottima notizia, finalmente. Finalmente. Questa è un'ottima notizia. Razzismo finito. Finito il razzismo. Sgradevole. Cosa sgradevole? È arrivato Oxford. Scusa, io volevo parlare. Oxford style, tu, vero? Grande nervosismo, c'è grande nervosismo, c'è effettivamente. Vedo molto negativo. Sì, molto negativo. Quasi quanto in un campo rom dopo una retata. C'è Bisogna tensione uguale.
Sammy Varin, o meglio, forse mi hanno chiamato, ma gliene ho dette di tutti i colori e non hanno avuto il coraggio di mandare in onda la telefonata, signori. Come sono invidioso, Ti amo Terrone, ti amo Terrone, ti amo. Comunque noi siamo stati sinceri, vi stiamo facendo ascoltare come prendono in giro Radio Padania su Radio 24, ma anche sul web, ne dicono di tutti i colori. Chiaro, la colpa è nostra, è di noi giornalisti, che siamo dei figli di puttana. Lo diciamo senza peli sulla lingua, siamo dei figli di puttana, o meglio, figli della serva, figli del potere, certamente, e quindi qua facciamo quello che il potere ci dice di fare. E da un titolo Radio Padania vende a Suraci, e poi l'intervista a Suraci che dice che cosa ne farà di queste frequenze, farò una radio non politica, e voilà! L'ascoltatore medio che cosa capisce? Capisce che Radio Padania ha venduto a Suraci, patron di RTL, un calabrese, e che Radio Padania non farà più politica. E così proprio non è, perché se vai a leggere all'interno l'intervista si dice quello che Suraci vorrà fare delle frequenze date a Radio Padania, farà una radio commerciale come sempre ha fatto, visto che è il padrone di RTL e di RTL l'italiana, vuole fare le scarpe a Radio Italia probabilmente. Che cosa ce ne frega a noi? Noi, signore e signori, andiamo avanti per la nostra strada. Radio Padania va avanti a trasmettere, anzi rilancia, perché con qualche soldino che siamo riusciti, forse, speriamo, non lo so, io non lavoro in amministrazione, a prendere dalle frequenze, riusciamo magari a tamponare un buco pazzesco. Avevamo tanti di quei debiti indietro, non c'erano più soldi perché lo Stato ci ha chiuso ogni aiuto, ma soprattutto siamo riusciti ad accendere il canale 740 della televisione. 740, La Gallina Canta, dove si può ascoltare Radio Padania in tutta Italia. E adesso a voi le voci 0266 203529. Sammy Varin, la ruffa popolo, vi arruffa come non mai. Pronto? Ciao Varin, sono Lennox, ciao. Eccolo lì. Eccolo qua, ecco, ho sentito, insomma, hai perfettamente ragione. Comunque Radio La Zanzara anzi forse è un vero peccato davvero che quei due trogloditi, insomma, facciano ancora parte del Sole 24 Ore, insomma, di Radio La Zanzara. Il giornalismo è finito nelle mani più basse, insomma, dove poteva arrivare. È vero. Sono degli pseudogiornalisti, come dicevi prima, sono due personaggi, due freak, due splendidi freak che si sono, insomma, cimentati in questo lavoro, che cercano di fare questo lavoro vivendo di insulti, insomma, prendendo in giro la gente, insomma, alzano l'audience, insomma, solo vivendo di insulti, e non hanno il coraggio di affrontare le persone vere e proprie, quelle come te, come me, insomma, quelle persone che fanno di tutto per fare il bene a questo nostro paese, insomma, che sta crollando. Io mi complimento con te perché sei un grande personaggio, sei un grande giornalista, e anche hai una radio che per me va diffusa in tutto il mondo. Andrebbe diffusa in tutto il mondo, ma non lo penso solo io, lo pensano milioni di italiani, credimi. Lo faccio per questo, e mi dispiace che ci sia. Sono felicissimo che tu sia finito in Calabria, nella mia amata Calabria. Ma anche noi amiamo la Calabria, amiamo ogni parte d'Italia da sempre, anche perché siamo per le identità, siamo per le lingue, per i dialetti, per i prodotti tipici, siamo per difendere questa Italia che non viene assolutamente difesa dall'attuale governo e anche dai precedenti, e quindi la battaglia deve assolutamente proseguire, tutti insieme, capisci? Ma io sono il primo, sono davanti a tutti voi, sono il primo a mettere la faccia e a proseguire questa battaglia, perché questa Italia va pulita di tutta l'immondizia che la circonda, insomma, cominciando da Palazzo Chigi e pulendo tutto quello che c'è, Roma ladrona, e questi due personaggi, questi due splendidi figurini che prima, sai, una volta questo l'ho sentito ultimamente, insomma, era stata lanciata un'intervista anche che parlava il peggio di Radio Padania, diciamo, c'era anche Lennox Ferrone all'interno del peggio di Radio Padania, e si diceva che il mio nome, anche quel piccolo lì, quel signorino che adesso non mi viene
non mi viene in mente il nome perché il mio cervello lo rifiuta anche come essere umano. Credo che ti ringrazio Lennox, un abbraccio, cercatelo su Facebook questo personaggio, Lennox Ferrone, un camminatore da Guinness dei primati. E intanto poco fa Alessandro Morelli, il direttore di Radio Padania, ha postato su Facebook proprio la segnalazione, la notizia che se volete vi leggo. Radio 24, Repubblica, Huffington Post e molti altri stanno facendo disinformazione contro Radio Padania Libera. Finché era Parenzo ci ridevo sopra, ora però si sta agendo contro l'immagine di una testata giornalistica causando danni che potrebbero avere gravi conseguenze anche sul fronte economico. Ed è vero, perché ci stanno chiamando clienti che dicono: ma come, vi ha comprato RTL? Non ci sarà più Radio Padania? Radio Padania non è stata venduta, ma per una scelta editoriale e strategica abbiamo deciso di dismettere alcune frequenze FM per puntare sulla digitalizzazione radiofonica e televisiva, il famoso canale 740, permettendo alla radio di essere ascoltata sul territorio nazionale, oltre che nelle aree considerate come storiche. Il tutto, a differenza di molti nostri detrattori che ricevono contributi pubblici, è permesso unicamente da progetti di sviluppo e dal sostegno di migliaia di ascoltatori e inserzionisti che abbiamo tutte le intenzioni di allargare. Da direttore farò in modo che la mia emittente si tuteli in ogni sede. Così Alessandro Morelli, direttore di Radio Padania, su Facebook. 0266203529. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Francesco. Ciao. Mi senti? Ti sento, Francesco, dimmi tutto. Ascolta, io ho un grandissimo rispetto per te per la semplice ragione che sei una persona che ragiona. Io ti dico in tutta onestà, sono praticamente una mezza via, nel senso che io sono figlio di un siciliano e di una donna di origine di Piacenza. Sì. Morale della favola, non è questo il punto è un altro. Io mi sento italiano fino alla fine, fino in fondo, sto a Como, sono di Como e tutto il resto. Io sono una di quelle persone che si è rotto i maroni e che sinceramente in passato, da ragazzino, diciamo, e questo ci tengo a dirlo, ero di quelli del vecchio movimento sociale italiano, non so, cioè ero di destra. Certo, no, non c'è niente di male. No, ma per l'amor di Dio, non è che è questione che io fossi di destra, è questione che io mi rendevo conto che c'erano delle cose che non potevano essere diverse. Io sono scioccato da quello che sta accadendo adesso. La verità è semplicissima. Io sono arrivato al punto da dire, non è questione che sia diverso o chissà che cosa. Io credo che fra non molto, passerà pochissimo, mi iscrivo alla Lega Nord. Voglio dire, sinceramente, sono terrorizzato da quello che può accadere in questa Italia che io sinceramente certe volte ci penso. C'è gente che c'è morta, c'è gente che ha combattuto, c'è gente che si è data la vita. Io penso certe volte agli alpini e tutto il resto, voglio dire, gente che praticamente ha dato l'anima per qualche cosa che adesso decessi, scusami questa espressione ma mi viene naturale, stanno giocando a 2 lire, voglio dire. E io non lo so, sinceramente qualche cosa si deve sinceramente fare. Io qui posso solo dire una cosa: dovremmo semplicemente trovare la capacità intanto di poter votare per il no, questa è la prima cosa, dopodiché buttare tutti fuori e cercare col grande Matteo di recuperare il governo, non lo so, in qualche modo, voglio dire, bisogna buttarli fuori questi tifosi di sinistra, ma io non lo so nemmeno più come definirli, perché sono dei vecchi democristiani, io non lo so come definirli. Grazie. Ricorda che purtroppo queste persone hanno in mano l'informazione, è quello che stanno facendo in queste ore Radio Padania, facendo passare la notizia che Radio Padania è stata comprata da RTL, che non farà più politica,
politica, eccetera. Questo è un danno gravissimo, ma così capisci la potenza dell'informazione di questi mass media. Zitti zitti quatti quatti fanno passare notizie che possono cancellare, distruggere una realtà importante, particolare, che può piacere, può non piacere, ma che è giusto che esista, come Radio Padania. L'ultima telefonata, pronto? Ciao. Sono Pagani. Ciao. Io ho appena sentito adesso quegli scherzi di natura che telefonavano a Pellegrini e volevo dire questo, ma loro che cosa ne sanno se è stata venduta la radio o meno? Se quella persona lì che probabilmente dovrà sapere se l'ha fatta lui sua figlia o meno e dovrà verificarlo, ma forse basta guardargli la faccia per capire che forse non è stato lui, e con quell'altro imbecille che continua a fare l'eco sottofondo, no? Perché c'è quello che dà il do, che dà il via, che dà il là, e poi c'è la voce sottofondo. Sembra sentire tirare la corda del gabinetto. A questo punto è una radio che sarebbe effettivamente da chiudere, la loro. A parte da chiudere quei due lì nelle patri manicomi, nei manicomi criminali. Però comunque non diamo peso. Io sto tranquillo, perché se mi si chiude Radio Padania non mi resta che fare gli attentati ai Tralizzi, magari sotto casa di quei due lì che si restano al buio. Ciao Sammy, stammi bene. Scusa, ciao. Grazie, prendo le distanze, però stare al buio a volte si può anche pensare meglio. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Come ti chiami? Presidente Davide. Sei uno degli artigiani che abbiamo visto in TV? Certo. Da quanti anni fai i divani? Da oltre 20 anni. Parola di artigiano? Giuro. Allora sei un esperto. Dimmi che promozione c'è in poltrone sofà. Non lo so proprio. Te lo dico io. La collezione autunno è a metà prezzo.
Da Roma, innamorato di Matteo Salvini, della Lega Nord e di Radio Padania Libera, se voti no! E come vi dicevo ieri, tantissimi artisti di tutti i calibri mi stanno facendo avere canzoncine che invitano a votare no e che spiegano anche il motivo per cui votare no. Così come, ve lo dirò tra pochissimo, pubblica questa mattina il quotidiano La Verità una bellissima spiegazione dell'avvocato Giuseppe Palma, che abbiamo ospitato proprio ieri nel Ruffapopolo. Sì, lui è un avvocato costituzionalista, è andato a sbirciare per bene, non ci vuole molto proprio nel testo dei cambiamenti della Costituzione che noi dovremo votare il 4 di dicembre. Bene, documento rivela: la riforma Boschi ci renderà schiavi dell'Europa. Questa è la prima pagina della Verità, il quotidiano di Belpietro di quest'oggi, giovedì 20 ottobre. Altro che rendere più efficiente la macchina dello Stato. La riforma costituzionale risponde all'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea. Questo è il virgolettato scritto in una relazione del governo. Vincessero i sì al referendum, l'Italia non potrebbe più decidere cosa è meglio per sé se non cambiando di nuovo la Costituzione. È piombata come una bomba qui a Radio Padania e questa affermazione di ieri di Giuseppe Palma, che salutiamo e ringraziamo, ma lo terremo ancora ospite certamente nelle prossime settimane, perché stiamo scoprendo delle cose che mai immaginavamo. Diventeremo ancora più schiavi, non di Roma, signori, ma di Bruxelles, votando sì al referendum. Io intanto riapro le linee allo 0266203529. Tra pochissimo ci collegheremo con Max Ferrari, lui se ne intende di esteri e ci racconterà un attimo la situazione odierna, perché con sta scusa del referendum ci stiamo dimenticando tutto il resto. Ma la prima pagina dell'Eco di Bergamo ve la devo leggere. L'affare, le frequenze acquistate da Suraci, Radio Padania a RTL, virgolettato, niente più politica. Vieni Carnelli, vieni di qua, fai sentire rumore, apri la porta, vieni qua per favore a leggere. C'è uno che vede questo titolo: Radio Padania a RTL, niente più politica. Che cosa capisci? E che siamo stati venduti. E non faremo più politica. Quindi allora adesso parliamo di pentole, non lo so. Ma che mendrem, che bene, perché mi chiamano anche venditore di pentole. Signora, ma compri questa pentola e questo ferro da stiro, bellissimo. Cioè, questo è il titolo dell'Eco di Bergamo, capisci? Come minimo gli amici giornalisti professionisti dell'Eco di Bergamo, è il caso che domani facciano una piccola rettifica. Che cosa ne dite? O altrimenti siete voi stessi, cari ascoltatori da Bergamo, mi state ascoltando in migliaia in questo momento, li andate a bussare, ho detto bussare, con gentilezza, in redazione all'Eco di Bergamo dicendo: ma lo sapete che avete scritto una stronzata? Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Sammy, sono Marco da Milano. Ascolta, allora, io ho appena, come si potrebbe dire, verificato una cosa, ho fatto un ragionamento, perché io potrei definirmi, voto Lega, mi piace molto Radio Padania e quant'altro, come si dice, parteggio per la Lega, la propaganda e quant'altro. Non sono iscritto, comunque mi iscriverò presto, penso. E cosa succede? Sai che mi sono trovato sulla pubblicità del telefono, cioè sul telefono, aprendo Google, mi sono trovato l'articolo della Repubblica che appunto vota Radio Padania, cioè che parla della vendita di Radio Padania, l'Huffington Post e un'altra testata che non mi ricordo, no? Quindi mi dà il sospetto che siamo anche controllati a livello di cellulare. Questo che... Grazie caro, in realtà qualunque ricerca Google tu faccia rimane impostata nei server, e quindi sono i server che ti aiutano, tra virgolette, a ricevere delle segnalazioni che riguardano gli argomenti che tu sei andato a cercare. Quindi se hai cercato Radio Padania ti fanno sapere le cose che sono successe intorno a Radio Padania. 0266203529, ma c'è Pietro Tosca sempre dell'Eco di Bergamo,
Bergamo, che all'interno scrive: l'acquisto del gruppo RTL, Radio Padania a Suraci, non faremo politica. Questo è il titolo che il giornalista professionista Pietro Tosca, per piacere lo cercate per bene, magari all'interno dell'albo dei giornalisti professionisti, gli fate una bella mail con una gigantesca pernacchia. Pronto? Ciao, sono Anna da Torino. Ciao Anna. Ciao Semi, ascolta, io mi aggancio, perché frattempo altre telefonate, mi aggancio al discorso di signore precedentemente che ha parlato poco fa, che anch'io ho dei problemi, da un mese non ho più internet, no? Non so. Meglio così. Lasciamo perdere, tanto non è questo il problema. Il fatto è che a me è piaciuto tantissimo il fatto che lei parla molto di propria appartenenza. Certo. Io parlo di radici cristiane, ribatto, come diceva Giovanni Paolo II, tra l'altro Fra Pirlotte era mio amico, parlava, nessuno mai ascoltato. Ricordatevi di vostre radici, dove venite, che cultura portate. Grazie Semi, ciao. Grazie, lo diciamo da sempre, bisogna tornare ad amare e a difendere la nostra terra, le nostre identità, le nostre radici, e questo deve valere per il nord, per il centro, per il sud, signori. Il motivo per cui abbiamo acceso un canale nazionale TV, il canale 740, è proprio per parlare anche con voi al centro e al sud, perché la vera rivoluzione, quella democratica, ma quella mentale, la si fa soltanto se saremo tutti quanti insieme, ma all'interno delle differenze, delle responsabilità, delle diverse identità. E questa è una cosa importantissima da spiegare a chi vede la Lega ancora come la Lega che odia i terroni. Già, è così che doveva dichiarare Umberto Bossi, doveva spararla alla grande per finire in prima pagina sui quotidiani. Certo, dovevamo dire, che è la verità, che continuano ad arrivare soldi a pioggia al centro e al sud d'Italia, miliardi e miliardi in tutti questi decenni, senza mai creare un posto di lavoro fisso, senza mai creare occupazione, senza mai creare le stesse strade, signori, ma certo, se non a ridosso delle case dei politici. Ma queste cose non ve le deve dire Sammy Varin la Ruffapopolo, lo sapete benissimo voi che al sud ci vivete e da troppi anni non reagite, se non votando ancora quelle stesse persone. Pronto? Pronto? Salve. Salve. Sergio. Ciao. Da Lumezzane. Padania Libera e Sprofondi Roma. Sprofondi Roma e Padania Libera da Parenzo e l'altro Cruciani, ecco, non mi viene in mente il nome. Non so cosa dirgli, perché sono dei video che non c'è neanche da parlare lì, perché sono persone insulse, hai capito? Quella lì della pronto? Sì. No, quella della radio è stata una cosa veramente, non so cosa bisogna fare contro l'eco renziano, si può chiamare, Ma Eco di Bergamo, eco renziano? Certo. Non sono più di Bergamo quelli lì, non ha più niente con Bergamo. Sono come podestà, quelli nominati da Renzi, capito? Come il sindaco di Bergamo, che non hanno niente di Bergamo, non c'entrano proprio niente. Loro basta che gli dicano, non so, uccidiamo i nostri cittadini di tasse, li uccidono di tasse, non gliene frega niente a loro, perché loro sono come al tempo del fascismo, capito? Quello che gli dice il suo capo fanno. Quello lì, quello che fa a Bergamo, e purtroppo l'hanno votato, ma spero che i bergamaschi, che sono un po' più intelligenti, la prossima volta ci penseranno 2 volte a votare persone così, che non hanno niente a che vedere con la cultura bergamasca, che a Roma ce la vogliono togliere, ci vogliono togliere tutta la cultura, non so, la cultura fiorentina, romana e meridionale com'è. La cultura europea, ci imporranno questo se vincerà il sì, caro ascoltatore, la cultura europea, che vuol dire appiattire completamente ogni differenza
e le differenze sono bellissime, signori. La nostra Italia è piena di differenze, di identità, di valori stupendi. Ce li vogliono semplicemente appiattire, cancellare, minimizzare, umiliare. Così come stanno umiliando tutti voi che state ascoltando Radio Padania, dicendo che Radio Padania è stata comprata dai calabresi. E questo che titola L'Eco di Bergamo, che molti di voi acquistano, certo, ma perché? Perché ci sono i necrologi da leggere, e io capisco, è bello, perché giustamente sappiamo chi è morto nel paesino, nella valle, tutto quanto. So che molti di voi comprano l'Eco di Bergamo soltanto per i necrologi. Alegher. Pronto? Ecco, Oilà. sono qua. Ciao. Sono qua. Ciao Sammy. Ciao. Io vengo da quella terra, appena tornata dalla Sicilia. I miei paesani, non vi spaventate, votano tutti no, perché lì è un inverno adesso, è un inferno, non inverno in senso di freddo, è un inferno, è pazzesco, è una cosa spaventosa, mi viene da rimettere, guarda. Tu la sera, io abitavo lì vicino a sta piazzetta dove c'è Padre Pio. A Pozzallo tu sei, giusto? A Pozzallo, sì. Hanno messo una cinquantina di questa gentaglia qua in un posto dove era 80 anni, io me la ricordo sempre chiusa sta struttura, e praticamente le hanno messo lì e la sera si riversano tutti in quella piazzetta. È uno schifo. Io ho incontrato il sindaco di Pozzallo e gli ho detto: ma non ti vergogni? Di che cosa? Ma non ti vergogni? Ma tu dovresti essere il primo cittadino a dire di no a sto scempio. Vado, ciao Sammy, non so cosa dire, sono arrabbiata. Immagino, grazie, un abbraccio naturalmente a tutti coloro, non soltanto Pozzallo, giù in Sicilia, ma anche la Sardegna, coloro che sono obbligati ad accogliere migliaia e migliaia di africani che vengono e fanno il bello e cattivo tempo, ma soprattutto siamo obbligati anche a trattarli da bestie, e questa è una cosa ancora più grave. Io li rimanderei nel loro paese e là selezionerei chi davvero ha bisogno di essere accolto perché profugo di guerra o per altri motivi, e chi invece viene qua in Italia semplicemente per farsi le vacanze, cosa che sta avvenendo da anni, e noi stiamo zitti e buoni perché l'accoglienza l'abbiamo trasformata in business. Siamo molto bravi a fare queste cose da sempre. Signori, sono le 15:17, ancora buon pomeriggio da Sammy Varin e la Ruffa Popolo, con un saluto particolare a chi mi ascolta la mattina dalle 5:30 alle 7:30. C'è la replica di questa trasmissione. So, molti di voi si sentono orfani. Fino all'altra settimana Sammy Varin trasmetteva in diretta su Radio Padania dalle 6 alle 7:30 del mattino. Adesso mi hanno spostato il pomeriggio per battagliare ancora di più, ma chiaramente il mio pensiero va a chi in questo momento è a casa in mutande e sta guardando l'altoparlante della radio dicendo: ah, sta parlando proprio di me. Sì, sto parlando di te che ti stai svegliando per andare al lavoro. Parliamo di esteri, parliamo di Europa adesso, parliamo sempre comunque di una certa stampa, ecco, quella che sta umiliando voi ascoltatori di Radio Padania e noi giornalisti, dicendo che Radio Padania è stata comprata e che non farà più politica. Una certa stampa, noi diciamo, certo, ha scritto una stronzata, ma poi la potenza di questo scritto che fa il giro d'Italia e viene ripreso, condiviso da migliaia di persone. Mi ha chiamato mio padre oggi, mia madre, mio zio, dicendo: Sammy, ma cos'è successo? Vi hanno comprato, non farete più politica. La stampa libera già in Italia e in Europa, e lo sapete signori, l'Europa in questi mesi si sta cagando sotto perché ci sono i populisti, già quelli che vorrebbero tornare alle radici, all'identità
entità, quelle radici che mancano completamente all'Europa, dove non è stata neppure votata la radice cristiana nel momento della scelta della Costituzione. Per fortuna abbiamo qualche giornalista coraggioso che gira l'Europa e che monitorizza ciò che si muove in Europa in queste settimane. Arrivano delle notizie, poi spariscono completamente dai giornali, dai telegiornali. Vi fa qualche esempio il responsabile esteri della Lega Lombarda, Max Ferrari. Ciao Max! Ciao, grande Sammy, e buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, Stampa Libera, un sogno, Noi ti dico, lo stiamo vivendo qui appunto negli studi di Radio Padania, non siamo a Diamante in provincia di Cosenza, ma siamo ancora a Milano in via Bellerio. Quello che scrive la stampa tutti ci credono, ma quando la stampa non scrive più niente è quasi ancora peggio, e mi pare che ci sono degli esempi molto carini, la Germania magari, quello che è successo l'altro giorno, ma anche la Francia. Ci vuoi riassumere un attimo che cosa sta succedendo in Europa? Perché qui, sai, nel bene o nel male, siamo diventati anche schiavi di questo referendum. Cioè, se non ne parli, immediatamente quelli del sì iniziano a urlare: ah, ha votato sì anche Obama, sì. Se ne parli, ti dimentichi che sta succedendo anche qualcosa di importantissimo dal punto di vista europeo, e se non ne parli davvero rimane una notizia scoperta. Max, raccontaci. Ma guarda, sulla Germania solo un flash. 4 giorni fa tutti abbiamo visto le notizie date dai giornali, giustamente date dai giornali, di queste due stranissime esplosioni, no? A mezz'ora di distanza l'una dall'altra nel nord della Germania. 2 impianti chimici non contigui ma distanti 40 km l'uno dall'altro sono esplosi. È stato detto in maniera molto frettolosa, mentre ancora a 10 minuti dall'esplosione si è detto no, ma non è terrorismo, si tratta di un incidente. Per l'amor di Dio, tutto può essere, però è strano perché ci sono stati morti, feriti, inquinamento atmosferico, eccetera. Scoppia una caldaia a Milano e se ne parla per una settimana, saltano in aria 2 impianti chimici con nubi tossiche che interessano una intera regione del nord dell'Europa, e il giorno dopo non c'era una riga sui giornali, non se ne è saputo più nulla. Si è trattato di tubature rotte, un po' come le Torri Gemelle, no? C'era un tubo dell'acqua che perdeva, quindi noi ci siamo sempre scagliati contro gli islamici, no? E abbiamo sbagliato, è tutta colpa degli idraulici, abbiamo un po' sbagliato. Detto questo, i terroristi idraulici, detto questo, sulla Germania sta succedendo qualcosa di molto importante e potenzialmente storico in Francia. Naturalmente i nostri giornali non ne parlano assolutamente. Siamo al paradosso per cui questa notizia che vi do adesso era sulla prima pagina di Le Monde, sulla prima pagina di Le Figaro e sulla prima pagina de Il Populista, cioè ne abbiamo parlato soltanto noi e i più grandi giornali di Francia. Cosa sta succedendo? C'è questa rivolta della polizia. La polizia, dopo gli episodi di 2 settimane, voi sapete, io ve l'ho raccontato 1000 volte, che ormai ci sono quelli che sono definiti i territori perduti della Repubblica, che sono sostanzialmente tutte le periferie di tutte le grandi e medie città francesi, dove ormai la polizia non entra più, e quando entra viene presa a sassate, o meglio veniva presa a sassate. Da un mesetto a questa parte, anziché i sassi, gli tirano addosso le bottiglie incendiarie. E lo sapete, 2 settimane fa 4 poliziotti ci hanno quasi rimesso la pelle, 2 sono ancora in coma e se la caveranno ne usciranno molto molto male. Il ministro dell'interno, anziché condannare gli autori di questa quasi strage, li ha definiti dei ragazzotti selvaggi, dei sauvageons, cioè dicendo che quasi quasi non è colpa loro ma è colpa dei razzisti francesi che non sono riusciti ad integrarli. A questo punto la polizia si è un po' innervosita, hanno chiesto al ministro di ritrattare, questa cosa non è stata fatta, anzi la polizia è stata insultata da vari rappresentanti della sinistra, e dopo altri tantissimi incidenti che sono successi in questo mese, incidenti che hanno visto vittime i professori delle scuole, gli infermieri, i medici, tutti coloro che rappresentano l'autorità francese che viene disconosciuta
da questi nuovi francesi, la polizia si è ribellata. Non so se vi ricordate quel film di Fantozzi, dopo 40 giorni la polizia si inalberò. Ecco, qui è successo uguale, no? Sono scesi per le strade tre giorni fa, nel pieno della notte, con le sirene accese, i lampeggianti accesi nei Campi Elisi, e hanno chiesto di poter ripristinare l'ordine in Francia. Sono stati trattati come dei delinquenti, il direttore centrale della polizia ha minacciato licenziamenti, punizioni esemplari, eccetera. La polizia non è tornata indietro di un passo. Il giorno dopo ci sono stati altre nuove centinaia di agenti, non soltanto a Parigi ma in altre città. Ieri notte la protesta si è estesa a macchia d'olio. Ieri pomeriggio il governo ha tentato una nuova tattica. Dopo aver insultato gli agenti ha tentato di comprarli attraverso i sindacati. Ha detto sì, va bene, abbiamo capito la protesta degli agenti, vi diamo 100 euro in più in busta paga e qualche ora in più di congedo vacanze. A questo punto, e delle tute ignifughe. E a questo punto alcuni rappresentanti della protesta, svincolati dai sindacati che sono stati cacciati, hanno detto no, non ci siamo capiti, noi non vogliamo delle tute resistenti al fuoco per stare sotto le bottiglie Molotov, vogliamo che chi lancia le bottiglie Molotov finisca in galera per un certo numero di anni, che non possa più nuocere, non vogliamo soldi ma vogliamo poter ristabilire l'ordine. Non vogliamo ore di vacanza, ma vogliamo che coloro che vengono arrestati per reati gravi stiano in galera e non stiano a minacciarci in strada il giorno dopo. A questo punto c'è stata una reazione violentissima della sinistra. Ieri il segretario del Partito Socialista, che è il partito di governo, ha detto che le forze dell'ordine si sono trasformate in forze di disordine, che i poliziotti si stanno comportando da fuori legge, e voi sapete che il giornale Libération, che è usato come il cannone, no? La bocca di fuoco della sinistra di governo francese, questa mattina ha titolato poliziotti fascisti. Sulla prima pagina c'è scritto che i poliziotti si sono messi agli ordini del Fronte Nazionale per sconvolgere l'ordine in Francia. Imboscata del Fronte Nazionale nella polizia. Voi capite che siamo alla follia, ed è una situazione, Sammy, tu sei abbastanza vecchio, no? Per ricordarti Ceausescu, no? Ti ricordi gli ultimi giorni del dittatore romeno? Quando la polizia e alcuni reparti militari molto vicini al popolo hanno cominciato a rumoreggiare e a chiedere le riforme, lui si è barricato nei palazzi con i suoi pretoriani, con la sua guardia fedele. Ed in Francia l'altra sera, non è che te lo dico io, è scritto sulle Figaro, c'è scritto che quando i poliziotti si sono avvicinati protestando, tra l'altro molti poliziotti, siccome vengono minacciati duramente, adesso girano incappucciati per proteggere se stessi e le loro famiglie, si sono avvicinati al palazzo dei ministri, al palazzo del presidente. C'è scritto che c'è stato grande panico tra le altre sfere della sinistra di governo, e sono stati mobilitati degli agenti particolarmente fedeli per far fronte agli agenti di polizia che sono più vicini al popolo. Cioè siamo a scene da Haiti o da guardia pretoriana di Gheddafi o cose di questo tipo. E ieri sera Marine Le Pen si è rivolta con un messaggio, un videomessaggio che voi potete trovare sui social network, alle forze armate, dicendo siamo in guerra, i socialisti e la sinistra ci hanno precipitato in una guerra civile, voi delle forze armate siete in prima linea, mi rivolgo ai poliziotti ma anche ai militari, che so che ci sono molto vicini in questi momenti, anche se naturalmente non si possono esprimere né loro né la gendarmeria, però noi siamo dalla vostra parte. Non mollate, resistete, c'è un attacco totale alle forze dell'ordine da parte delle forze del disordine, l'invasione è in atto, dobbiamo resistere perché non dobbiamo salvare un governo ma dobbiamo salvare la patria. E chiaramente si stanno vivendo delle giornate incredibili, perché se voi seguite su Facebook banalmente quello che sta succedendo, c'è tutta la Francia onesta, la Francia sana, ormai tutte le notti a migliaia si collegano
per fare il tifo per i poliziotti nelle strade, mentre la sinistra sui forum dice che bisogna disarmare i poliziotti, creare delle nuove forze di polizia con i nuovi francesi, capite, no? Di cosa stiamo parlando? Stanno pensando di creare delle forze di occupazione, delle milizie militari, un po' come il PD in provincia di Varese, no? Come la sinistra in provincia di Varese, che aveva proposto di fare le ronde dei migranti. Però siamo alla follia, ma è quello che sta capitando. Ed è incredibile perché c'è questa situazione di pre-guerra civile a due passi da noi, perché voglio dire, la Francia è quanto di più vicino c'è territorialmente ma anche culturalmente, e qui non se ne sa nulla. Cioè, non so se sono io che leggo poco i giornali. Stamattina ho letto 3 giornali e non ho visto una riga di sta roba. Zero. Max, io ti ringrazio per queste segnalazioni. Chiaro che voi, amici ascoltatori, non dovete fermarvi qui e dovete cercare altre informazioni e su internet per fortuna qualcosa si trova, soprattutto se sapete qualche parola di francese. E la paura c'è perché siamo a pochi chilometri dalla Francia e soprattutto perché per molte cose la Francia è un po' lo specchio di quello che potrebbe accadere qui in Italia, certo. neanche tra tanti anni. Io volevo dire che intanto c'è il nostro articolo sul Populista di ieri e poi credo tra poco sul giornale di Alessandro Morelli, congratulazioni tra l'altro perché è diventato papà, ci sarà il mio nuovo pezzo con quello che sta succedendo adesso. Poi naturalmente basta andare a vedere la prima pagina di Liberation, che è scritto liberation.fr, e vi rendete conto a che punto è arrivato il delirio dei pidini francesi. Grazie Max Ferrari, cercate anche il sito Il Populista. Buon lavoro, a dopo. Quindi lei è un esperto di tecnologia? Certo, sono all'avanguardia.
e non certamente Radio 24. Signori, qui Sammy Varin che vi ringrazia per il gentile ascolto e vi saluta. Se volete la replica domani mattina dalle 5:30 alle 7:30, chiudiamo con un grande rapper valtellinese, un rapper che vota Lega Nord e ne ha sentite di tutti i colori su di lui proprio per questa scelta politica che se la fa Giovanotti di votare PD va benissimo, ma se la fa un altro artista dicendo che vota Lega Nord è uno stracciamento di vesti. Pregio, ciao a tutti!